In Friuli Venezia Giulia ora per raccontare la scelta di infermieri e medici che hanno deciso di vivere a turno dentro la casa di riposo dove lavorano per tutelare gli anziani. Natascia Gargano. Abbiamo cominciato questa avventura ieri, quando alla mattina abbiamo lasciato le nostre famiglie. Francesca Leschiutta, 46 anni, infermiera di San Martino al Tagliamento, ha salutato il marito e il figlio. Per una settimana non tornerà a casa, dormirà nella casa di riposo di San Vito, dove lavora. Come lei, anche altri 70 tra infermieri, operatori, fisioterapisti, animatori della struttura, tutti con un unico obiettivo: tutelare da ogni possibile contagio i 260 anziani ospiti. Come vi siete organizzati? Grandine, materassi, ci siamo adattati come colonia. Abbiamo dormito un pochino, non tantissimo devo dire, ma stanotte dormiremo sicuramente di più. I nonni sono stati contenti perché non è sempre così facile vederci anche in 10 in squadra a dar da mangiare e aiutare. Invece oggi eravamo un squadrone, quindi tutti contenti. L'iniziativa proposta dalla direzione della casa di riposo ha avuto l'adesione volontaria praticamente dell'intero personale, che in 2 turni di una settimana si fermerà giorno e notte all'interno della struttura. Con che spirito state facendo tutto questo? Col sorriso negli occhi, perché dietro la mascherina non potete vederlo, ma ce l'abbiamo sempre comunque.